Dove? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora adesso chiedano scusa ai carabinieri, tutte le anime belle a partire dal per fortuna ancora per poco sindaco di Milano Beppe Sala fino all'ultimo scribacchino del mainstream, ora chiedete scusa ai carabinieri. A cosa ci riferiamo? Alla notizia di di questo pomeriggio, per cui sono arrivate le conclusioni della perizia cinematica del consulente della procura, non dei difensori dei carabinieri, del consulente della procura, dottor Marco Romaniello, a proposito del triste caso di Rami. Ricorderete il ragazzo che era in motorino con un amico col quale hanno forzato un posto di blocco, si sono messi a scappare appunto da un'autovettura dei carabinieri, guidando all'impazzata, spesso contromano per le vie di Milano, e infine hanno concluso questa serie di reati e infrazioni purtroppo con un incidente in cui Rami ha perso la vita. Ebbene, l'operato dei carabinieri in quel caso è stato corretto. La cagnara ideologica antidivise era appunto tale, una cagnara ideologica che non ha nulla a che fare con la realtà. E andiamo a leggere i virgolettati più significativi diffusi di questa perizia, che lo dice in modo cristallino. Saremo pedisse questa sera, citeremo molto questo documento, ma perché nessun nostro commento può parlare più chiaramente di quanto scrive il consulente della procura. Aperte le virgolette. A parere tecnico dello scrivente, l'operato del conducente dell'autovettura Giulietta nell'ambito dell'inseguimento risulta essere stato conforme a quanto prescritto dalle procedure in uso alle forze dell'ordine. Potrebbe finire qui, tra l'altro, che più chiaro di così non poteva essere. Ma poi si scende anche più nel dettaglio. L'attenta analisi e il confronto dei due video delle telecamere tra le vie Ripamonti 40 e Solaroli dimostra che non è possibile che sia avvenuto alcun contatto preliminare tra i due mezzi nella zona di non copertura delle due telecamere, cosa di cui non si sa perché il mainstream antidivisa era certo come del sole che sorge. Entra poi nello specifico del comportamento di uno degli agenti. Per quanto attiene al vice brigadiere conducente dell'autovettura, la disamina di tutti i video e l'attenta analisi cinematica condotta hanno confermato che questi, aderendo al dovere d'ufficio, lo ridico, aderendo al dovere d'ufficio, ha proceduto nell'inseguimento dei due fuggitivi, attenendosi alle procedure previste. Lo ridico, attenendosi alle procedure previste. Tant'è che quando si è trovato nell'impossibilità di poter attuare un'azione difensiva efficace in relazione alla manovra improvvisa e imprevedibile attuata dal conducente del motoveicolo, di taglio della propria traiettoria. A quel punto il carabiniere, sempre virgolette, ha cercato di frenare il più energicamente possibile, tant'è che se la distanza fosse stata maggiore si sarebbe potuto fermare. Purtroppo non è andata così, ma non c'entra nulla la volontà e l'operato, non c'entra nulla dei carabinieri. Tra l'altro il consulente della procura ribadisce che non si tratta di una dinamica di normale incidente stradale, ma, virgolette, di un'operazione di pubblica sicurezza in cui i militari, lo dice per la terza volta, si sono attenuti alle procedure previste.
In conclusione, conclude appunto Romaniello, per quanto più sopra esposto, si deve concludere che nei limiti dell'esito imprevedibile e drammatico, sia la risposta attentiva del conducente dell'autovettura sia la sua reazione sono state adeguate e controllate. Ecco, ora sarebbe veramente un atto di banale decenza umana, prima che istituzionale, che tutti i soggetti di cui sopra chiedano scusa, a cominciare dal sindaco di Milano, che a tragedia freschissima era pieno di certezze e aveva assicurato urbi e torbi che ci sono dei carabinieri che sbagliano e c'è il grosso che fa le cose giuste. Lì hanno sbagliato, disse il sindaco, senza nessun elemento, diciamo, di certezza acquisito, perché hanno fatto, virgolette, un inseguimento notturno di 20 minuti. Cioè hanno addirittura inseguito per 20 minuti due che su un motorino avevano forzato un posto di blocco e stavano mettendo a rischio la vita di conducenti di autovetture passanti milanesi. Addirittura per 20 minuti il sindaco li attaccava, ma era in buona compagnia, perché anche Franco Gabrielli, che era consulente alla sicurezza per il Comune di Milano, assicurava a tutti che quella non è la modalità corretta con cui si conduce un inseguimento, perché c'è pur sempre una targa, cioè potevano prendere una targa di un motorino probabilmente rubato e avrebbero sicuramente risolto il caso. E giù a cascata tutta la commentatio dei giornaloni, dei talk, delle anime belle. Ecco, tutti costoro oggi, se vogliono conservare un barlume di decenza, chiedano scusa ai carabinieri. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio Avete ascoltato Liberamente.